Altro che autonomia del Veneto. Il prossimo esecutivo sarà molto attento alle regioni del sud, vero campo di battaglia elettorale per la politica italiana. A confermarlo anche il professor Massimo Cacciari, da sempre scettico sull'attuale progetto autonomista regionale. Il problema delle autonomie, vede come è stato impostato, è semplicemente irrisolvibile. Sono chiacchiere, perché così come è stato impostato provocherebbe un tale buco nel bilancio pubblico che diventerebbe insostenibile. Quindi secondo lei verrà, come dire, abbandonato da questo nascente governo? E infatti non c'è assolutamente nei 5 punti di Zingaretti. Tutto questo, sottolinea Cacciari, conseguenza di una scelta quasi obbligata da parte di Salvini. Salvini si è trovato ormai a dover affrontare i grandi temi economici e finanziari del Paese e doveva rispettare obiettivi fondamentali del suo progetto, del progetto di tutta la destra italiana, flat tax, soddisfazione delle esigenze delle regioni del nord, eccetera. Sapeva benissimo di non avere assolutamente i mezzi per soddisfare queste esigenze e allora ha tentato la carta del Blitzkrieg, andare a elezioni, vincere tutto, eccetera. E il Blitzkrieg gli è andato male, sembrerebbe essergli andato male, quasi sicuramente gli è andato male. Economia e bacino elettorale del meridione, quindi i punti cardine su cui dovranno ripartire i partiti, sia per un governo a lunga gittata che anche solo per arrivare ad elezioni in primavera. Dimostrazione, secondo Cacciari, della profonda spaccatura già esistente tra nord e sud Italia. Tanto per non farci mancare nulla, il Paese, oltre ad andare a rotoli dal punto di vista economico, produttivo, industriale, della formazione, dell'occupazione giovanile, eccetera, andrà a rotoli ancora di più per quanto riguarda la sua strutturale divisione interna tra nord e sud. Cioè è un paese davvero che sta attraversando una crisi di sistema a 360 gradi. Le forze politiche la stanno affrontando in questi termini indecenti e avanti popolo. Con questo, diciamo, fra virgolette, ribaltone, come lo chiamano molti, il Veneto ci guadagna o ci perde? Tale e quale. Ci perde se noi vediamo, se noi stiamo dietro ai deliri autonomistici. Per il resto è tutto perfettamente uguale, ovviamente.